Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Piazza e Palazzo, questo nostro viaggio verso le regionali del 26 gennaio. Manca davvero poco, tante le idee a confronto per risolvere le emergenze della Calabria. Con noi in studio, e li ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Gregorio Iannotta. Lui è nella lista della Lega, vi ricordo, presidente Iole Santelli. Grazie ad Ernesto Madeo, lista Fratelli d'Italia, anche lui a sostegno della candidatura a presidente di Iole Santelli. Grazie per aver accettato il nostro invito a Francesco Morrone, la lista è Tesoro di Calabria, candidato presidente Carlo Tanzi. Grazie a Franco Rubino, la lista è Io resto in Calabria, a sostegno di Pippo Callipo, presidente. Come vedete c'è anche un posto vuoto, avevamo invitato anche un altro rappresentante del centro-sinistra a sostegno di Pippo Callipo, ma questi sono giorni intensi di contatti, di iniziative, per cui insomma aveva dato inizialmente la sua adesione, ma oggi qui con noi non ci sarà. Andiamo subito al cuore dei problemi, perché la Calabria è una terra fatta soprattutto di problemi da risolvere. La Tavica, questione meridionale mai risolta. Qualcuno molto tempo fa scriveva che probabilmente nel 2020 sarebbero risollevate le sorti della Calabria. Non ci sembra che così questa previsione si sia avverata, anzi i nostri problemi sono tanti e restano tutti da risolvere. C'è una Calabria da costruire. Cominciamo subito con una emergenza dei nostri giorni, quella dei rifiuti. La Calabria non ha un ecodistretto, nessuno lo vuole, eppure i rifiuti restano a questo punto in strada. Come si risolve? Da un lato il problema ambientale, dall'altro invece un problema pratico che è quello dello smaltimento. Cominciamo da lei, cominciamo dal rappresentante di Fratelli d'Italia, Ernesto Madeo. Bene, buongiorno a tutti, grazie di averci invitato. Ovviamente noi ci siamo candidati, io personalmente mi sono candidato per portare il mio contributo a quelle che sono le problematiche, come diceva lei, della nostra regione. Effettivamente di problemi ne abbiamo tantissimi. E sono tutte questioni che vanno affrontate in una logica di armoniosa, cioè nel senso che non si può pensare di affrontare delle questioni come se fossero delle problematiche semplici. Quindi la Calabria ha una serie di situazioni che vanno ragionate con una coalizione forte, intanto, con una presidenza che dia la possibilità a tutti i partecipanti di essere comunque attori principali e quindi predisposti a portare le loro istanze. Nella questione specifica di cui parla lei, l'emergenza dei rifiuti, effettivamente è un problema che ci tocca ormai da anni, è stato sempre parcheggiato più che affrontato. Non dico che è semplice affrontarlo, ma non è neanche difficile non affrontarlo. Perché? Se altre regioni e se altri stati sono stati all'altezza di risolvere il problema dei rifiuti, io credo che noi non dovremmo fare altro che affrontare la questione in termini un po', come dire, di capire come hanno fatto gli altri. Cioè vediamo un po' cosa hanno fatto gli altri, quali sono le soluzioni ottimali per portare anche un contributo al nostro territorio. E non quindi solo... lei sarebbe per un ecodistretto in Calabria oppure no, visto che le discariche ormai insomma sono... Ma certamente che ci vuole un ecodistretto in Calabria. Ci vuole un ecodistretto in Calabria e che dia anche delle risposte e che dia anche la possibilità a chi purtroppo poi ci deve essere uno spazio su cui questo ecodistretto viene stabilito, però deve avere poi dei vantaggi,
cioè la gente deve avere dei vantaggi e deve avere delle sicurezze, ma credo che oggi siamo arrivati a questi, siamo arrivati a dare dei vantaggi e siamo arrivati anche a dare delle sicurezze ai cittadini, quindi non capisco il motivo per cui non si debba affrontare. E poi se le risposte sono queste, non credo che questa sia la risposta ottimale, cioè quella di vedere rifiuti dappertutto. Noi abbiamo invaso il territorio, la nostra bella terra, la nostra bella Calabria oggi è invasa da rifiuti, quindi è un problema che va affrontato, ma va affrontato in una maniera determinante, prendendo il meglio di quello che è stato già realizzato in Italia. E ci fermiamo qui. Gregorio Iannotti, è d'accordo? È necessario l'ecodistretto per risolvere il problema dei rifiuti? Intanto buongiorno e grazie di avermi ospitato. Io sono candidato nella lista della Lega. Parto dalla mia esperienza di sindaco di San Vincenzo La Costa e nella mia esperienza amministrativa ho chiaramente sviluppato una sensibilità particolare a queste tematiche perché noi partecipiamo all'assemblea dell'ATO, quindi l'assemblea dei sindaci, al quale è stata demandata la gestione dei rifiuti. Nella mia breve campagna elettorale sto insistendo molto su questo tema perché è molto attuale e la domanda è molto interessante. L'ATO non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio? L'ATO non è riuscita, no? molti dicono che sia colpa di noi sindaci, sicuramente c'è qualche responsabilità di un'assemblea che non è riuscita a determinarsi, ma il problema è atavico. Gli ATO funzionano bene nelle regioni come il Veneto, laddove il ciclo dei rifiuti è già funzionante, nel senso che noi non possiamo immaginare che il nostro ciclo dei rifiuti si interrompa e alla raccolta differenziata. La raccolta differenziata è un ottimo inizio, è fondamentale, ma non basta perché c'è sempre una quota di residuo che deve essere smaltita e questo è ciò che una certa parte della sinistra che ideologicamente si oppone all'idea dei termovalorizzatori non vuole comprendere, laddove parla di rifiuti zero senza voler introdurre tecnologie innovative. A mio avviso è importante avere un ciclo di rifiuti completo, insistere su termovalorizzatori che siano moderni, efficienti, rispettosi dell'ambiente e basta guardare cosa succede non solo a Copenaghen, che è l'ultimo caso più eclatante di un termovalorizzatore modernissimo, ma anche nella città di Brescia dove il termovalorizzatore riscalda interi quartieri della città. Allora noi non dobbiamo continuare con il parocchio, dobbiamo dire che la Calabria ha necessità delle infrastrutture. L'errore che la Regione Calabria ha fatto nella gestione dei rifiuti è che ha scaricato tutta questa responsabilità agli ATO che chiaramente non sono in grado, ma per loro natura, di poter risolvere il problema della scelta dell'ecodistretto, per esempio. Sappiamo che l'Assemblea dei Sindaci ha tentato più volte di decidere sul punto. Io sono stato uno di quelli che all'ultima riunione sul tema ho chiesto il commissariamento, perché era evidente l'impasse in cui l'Assemblea dei Sindaci era, perché nessun sindaco può, anche per le opposizioni dei cittadini, è noto il caso di Mormanno, certo, può decidere dove fare l'ecodistretto. Deve essere la Regione ad approntare un ciclo di rifiuti completo attraverso l'ecodistretto, che è una fase del ciclo dei rifiuti, ma attraverso l'introduzione di un sistema di termovalorizzatori efficaci. C'è il termovalorizzatore di Gioia Tauro, per le notizie che ho, ma mi riservo, se verrò eletto, di approfondire adeguatamente la questione. Il termovalorizzatore di Gioia Tauro funziona per metà e dicono che potrebbe essere sufficiente per soddisfare il fabbisogno della Regione. A mio avviso è importante perseguire questa via perché altrimenti continueremmo a alimentare un sistema di rifiuti che è nei mani dei monopolisti privati. E ci fermiamo qui. Professor Rubino, lei condivide questa analisi? Serve, non serve? Come se ne esce? Anche perché sono forse 30 anni che c'è questa contrapposizione sugli impianti, devono essere sicuri, guardiamo sempre a modelli lontani, però qui non riusciamo a realizzarli. Sì, intanto buonasera a tutti. Io penso sul tema specifico che c'è da un lato un problema di raccolta, dall'altro lato un problema di smaltimento. E la raccolta, basta andare non lontano, basta andare a Cosenza, si vede che le strade sono piene di rifiuti. E quindi perché non si raccolgono questi rifiuti? Io ho chiesto, dice non si raccolgono perché in questo momento non ci sono soldi e quindi la ditta non viene pagata. Allora là già c'è un problema di raccolta, al di là se sia differenziata, indifferenziata. Quindi prima dobbiamo risolvere il problema della raccolta. Come si risolve? Si risolve, il comune deve trovare il denaro per pagare l'azienda che deve raccogliere questi rifiuti. Come si trova il denaro da parte del comune, quello è un altro discorso, magari l'affronteremo dopo.
Il problema dello smaltimento. Il problema dello smaltimento è un problema che viene dopo. Secondo me questo si può risolvere da un lato incentivando la raccolta differenziata, dall'altro facendo sì che i rifiuti si trasformino in una risorsa, la cosiddetta economia circolare, cioè, come diceva giustamente il sindaco, il ciclo completo dei rifiuti. Cioè nel momento in cui un agricoltore pianta delle patate, queste patate poi vanno in un'azienda, vengono congelate e vengono messe in una busta di plastica. Quando noi le consumiamo ci resta questa busta di plastica. Questa busta di plastica prima era un problema. Se noi invece riusciamo a trasformare questa plastica, a rimetterla nel ciclo produttivo e quindi a riutilizzarla, abbiamo risolto il problema di quella busta di plastica. Questa è l'economia circolare, cioè un'economia dove il rifiuto si trasforma in risorsa. Ma ritornando, incentivare la raccolta differenziata. E come si può incentivare? Beh, intanto noi sappiamo benissimo, chi amministra lo sa, che la tassa sui rifiuti è una tassa che si paga per metro quadrato. Quindi anche una casa dove non ci sono persone, dove questi rifiuti non si producono o si producono in minima parte, comunque io devo pagare quella tassa. Allora non sarebbe più logico passare invece ad una tassazione che preveda un esborso monetario in funzione del rifiuto che io ho prodotto? Cioè una cosa se io produco 10 kg di rifiuti, una cosa è una famiglia che ne produce 100, una cosa è da un'altra parte che ne producono 500. Allora noi dovremmo tener conto di queste cose. E come si fa? Non è difficile, adesso ci sono le nuove tecnologie, basta semplicemente, non so, mettere un codice a barre sul mastello, ognuno va a pesare e si vede quanto ha differenziato di plastica, quanto ha differenziato di umido, quanto ha differenziato di vetro e in base poi a quanto ha differenziato si potrebbe anche pensare ad una sorta di incentivo per chi differenzia di più, perché la differenziazione è importante proprio per quel discorso di riciclo, in maniera che la plastica poi vada da una parte e il vetro verrà riutilizzato da un'altra parte, l'umido c'è la problematica del termovalorizzatore, di come smaltirlo. Ora, lì il problema è molto semplice, o noi ci fidiamo della tecnica, ci fidiamo di quelle analisi che vengono fatte dagli istituti preposti, o non ci fidiamo, è come andare dal medico, o io mi fido del medico per cui mi prendo la medicina e quindi mi fido di quella cura che mi dà, oppure non mi fido, per cui se un istituto specializzato su queste cose mi dice che quel cattivo odore, perché anche se noi teniamo a casa della spazzatura, poi fa cattivo odore l'umido, no? Ma nel momento in cui sento questo cattivo odore dal termovalorizzatore, se un istituto specializzato mi assicura che non è nocivo per la salute, che può andare avanti perché non inquina l'ambiente, allora lì il problema è o mi fido o non mi fido. Siccome io non sono un tecnico, io sono un professore universitario che sa leggere qualche bilancio, tutt'al più, mi occupo di contabilità, mi devo fidare di chi è specializzato nella materia e quindi io mi fido di chi mi dice il cattivo odore c'è, però non è nocivo per la salute. Io sono stato a visitare anche qui questa azienda che smaltisce i rifiuti, loro mi dicevano che in tanti anni non hanno mai avuto tra i dipendenti, che dovrebbero essere i primi poi colpiti da questa cosa, un caso di tumore. E ci fermiamo qui perché, vedete, è un problema con tantissime sfaccettature. Tra l'altro il professor Rubino diceva no, della tassazione differenziata. Rispetto alla differenziata all'inizio si era parlato molto del risparmio per le famiglie rispetto alla differenziata. Probabilmente questo risparmio poi, almeno finora, non credo che si sia visto. Francesco Morrone, ricordo lista Tesoro di Calabria per Carlo Tanzi, come se ne esce? Allora, intanto grazie per avermi invitato e saluto i telespettatori di Teleeuropa Network. Allora, secondo me il problema primario da affrontare è proprio questo, diciamo, incentivare la raccolta differenziata, perché questo, come dire, riduce la quantità di rifiuti che poi bisogna trovare il modo di smaltire in altri termini. Noi sappiamo che in Calabria c'è la raccolta differenziata, non è che vada così a livelli ci sono alcuni comuni virtuosi, altri quindi no. Diciamo, bisognerebbe come dicevo prima, innanzitutto favorire la raccolta differenziata e si può fare incentivando la gente a
differenziare i rifiuti, lo fanno in altre parti d'Italia, lo fanno in Europa, ci sono le macchinette dove uno va come dire, a depositare la plastica o il vetro e magari ha diciamo, in compenso sia qualcosa in denaro. Si potrebbe che ne so, istituire una specie di carta di credito dove vengono caricati i soldi in base a quanto materiale differenziato si propone, oppure un microchip, un codice a barra, in modo che ogni famiglia diciamo, paga in base a quanto differenzia. Queste diciamo, possono essere delle misure che appunto incentivano la gente a fare una corretta anche se finora non raccolta differenziata. Si è sempre promesso, però poi nessuno non si è realizzato questo che si era detto all'inizio, no? Per incentivare la raccolta differenziata e incoraggiare le famiglie a farla, sì, certo, perché adesso se c'era chiaramente una diminuzione sul versamento delle tasse al comune, no? Sì, però mi permetto di inserirmi in questo discorso. È giustissimo incentivare la raccolta differenziata e sono ottimi suggerimenti che attengono alle amministrazioni comunali, l'introduzione dei mastelli con il codice a barre, il peso, il quantificare il conferimento, ottime pratiche che attengono alle amministrazioni comunali. La regione di cui stiamo parlando è in una dimensione più problematica, non riescono a diminuire i tributi, anche nel mio comune che ha cittadini molto virtuosi, abbiamo una raccolta differenziata dell'85% più o meno, non riusciamo a diminuire perché noi come comuni dobbiamo pagare alla regione, e adesso la regione è cambiato il sistema perché lo dobbiamo pagare al lato, la quota di indifferenziato, di quota residua dei rifiuti. Il problema vero è quello: per quanto noi possiamo differenziare, c'è sempre una quota di residuo che deve essere smaltito. Quindi i cittadini non avranno risparmio? No, le spiego qual è il discorso. Oggi noi purtroppo possiamo smaltire questo residuo solo nelle discariche, perché abbiamo sempre il solito problema per cui sono sature e sono in mano a monopolisti privati, oppure trasferiamo all'estero o al nord camion di rifiuti. Noi spendiamo moltissimo di trasporto. L'introduzione del termovalorizzatore consentirebbe di smaltire in casa la quota residua dei rifiuti e quindi di abbattere i costi. Questo è giusto quello che dice il sindaco, cioè il fatto che è chiaro però che più io, voglio dire, differenzio, meno sarà la quantità di rifiuti da certamente, Quindi, quella è una premessa fondamentale. È giusto una considerazione per essere, diciamo, precisi, cioè se io riesco a incentivare la differenziata, la quantità di residuo che mi resta, che poi devo conferire alla discarica, sarà via via minore, e quindi anche il costo per il comune sarà minore. Tanto più che il sindaco sa benissimo, anche meglio di me perché lo vive sul territorio e l'amministra, la tassa sui rifiuti solidi urbani è una tassa finalizzata. In bilancio io, nel momento in cui incasso quella tassa, non è che la posso utilizzare per altre cose, la devo utilizzare per i rifiuti, quindi la devo utilizzare in quel circolo, per cui il comune, per spezzare una lancia a favore, non ha nessun interesse a tenere la tassa alta, perché comunque uno potrebbe pensare: io alzo la tassa così incasso più soldi, poi li spendo su un'altra cosa. No, non è così. Il comune, per norma, quello che incassa sui rifiuti è vincolato, lo deve spendere sui rifiuti, quindi i comuni non hanno nessun interesse. Non lo dovrebbero avere in ogni caso, voglio dire, però in questo caso c'è proprio un vincolo di legge, per cui voglio dire c'è una problematica proprio di raccolta, di smaltimento, di discarica, che poi queste discariche, io mi sono un po' documentato, sono dei luoghi dove praticamente anche lì bisogna stare attenti a come si va a interrare questi rifiuti, perché mi spiegavano che il terreno deve essere argilloso e quindi non deve essere che può penetrare poi qualcosa nel terreno, e ci sono praticamente, mi spiegavano, proprio delle scatole ermetiche dove si chiudono e si sotterrano, e poi io ho chiesto, dico, ma poi prima o poi lo spazio per interrare questi rifiuti diminuirà, dico, che facciamo? Per questo adesso per questo bisogna incentivare il differenziato. No, loro mi hanno risposto, dice, noi quei terreni che abbiamo utilizzato li dobbiamo bonificare e quindi li potremmo utilizzare per altre cose, fare un parco pubblico, fare qualche altra cosa. E naturalmente poi dovremmo
individuare un altro luogo dove andare a sotterrare questi rifiuti, però io non vorrei che poi alla fine la Terra diventa tutta una discarica e dobbiamo iniziare ad andare a scaricare sulla Luna, e quello è il problema, vero Sindaco? Allora, che cosa su questa provocazione, tra l'altro, o meglio su questa constatazione, È una no? constatazione. Ovviamente su questo penso che siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo, certo. Le discariche non hanno funzionato, hanno funzionato male e continuano a funzionare male, quindi ovviamente bisogna prendere dei provvedimenti che siano diversi e risolutivi. No, mi fa piacere per questo, perché l'altra volta un candidato della lista Pippo Callipo mi sosteneva invece che non ci fosse bisogno dei termovalorizzatori e che avremmo potuto raggiungere il risultato rifiuti zero, non so con quale pratica, insomma. Invece mi fa piacere che siamo tutti d'accordo sulla necessità il problema va studiato. Io mi sono documentato. Bisogna documentarsi, bravo. Da ignorante che fai? Ti documenti, certo. perché ecco la competenza, cioè se io non sono competente su un qualcosa è inutile che mi invento. No, bisogna affidarsi a chi è competente. Più danni faccio, e quello è il problema, che ci vuole un assessore all'agricoltura che sa di agricoltura, un assessore alla sanità che sappia di sanità, un assessore al commercio che capisce di commercio. Quindi, tornando ai rifiuti, c'è questo sistema kafkiano che non consente il risparmio, almeno per il momento, alle famiglie. Questa cosa l'abbiamo, come dire, accertata sia dalle esperienze. Ma adesso più che pensare al risparmio bisogna pensare alla soluzione del problema. Il risparmio secondo me verrà dopo, anche nella differenziata, come diceva giustamente il professore. Se noi riusciamo ad utilizzare... Però l'incentivo alle famiglie nel risparmio incentiva la differenziata, questo è un po' un circolo vizioso. Certo, ma recuperare le materie che sono riciclabili, come i cartoni e la plastica, di cui noi ovviamente facciamo una produzione smisurata, perché ogni prodotto praticamente cammina su 4 packaging. Il primo packaging è proprio il pallet, poi c'è il cellophane, poi c'è il cartone, poi c'è il prodotto all'interno con la sua busta di plastica e poi c'è addirittura l'etichettatura. Quindi capite bene di cosa stiamo parlando. Allora, se non c'è una buona attività di recupero di tutti questi prodotti che vi ho elencato, significa che il consumatore finale da solo non ce la fa. Quindi bisogna partire proprio dalla distribuzione, cioè chi riceve la merce, la prima attività di differenziato lo fa chi riceve la merce, per poi arrivare al consumatore, che sarebbe la parte dello scaffale. Quando il prodotto arriva allo scaffale, il consumatore lì deve avere quell'attenzione. E oggi ci sono addirittura dei prodotti che sono tutti recuperabili, perché si possono aprire tra di loro, quindi la plastica va con la plastica, il cartoncino o l'etichetta va nella parte del cartone, quindi può essere recuperato. Quindi, diciamo che così come possiamo recuperare anche quello che diceva lei, tutto quello che oggi è l'organico. L'organico, ci sono i famosi impianti biogas. Con le vinacce, quelle che si fanno per il compostaggio oppure gli impianti biogas. Una pelle morbida, e quello è il recupero. Certo. Non abbiamo più il problema di smaltire le vinacce, come per esempio anche dai pomodori, quando si fa e poi resta la pelle. Lì hanno inventato addirittura con delle case automobilistiche, quelli vengono riciclati per fare degli oggetti che vengono messi dalla Ford nelle macchine. Quindi i sistemi ci sono, bisogna fare innovazione. Bisogna applicarli, recuperare tutto questo. Facilitiamo anche diciamo, come dire, il consumatore a fare la differenziata, perché purtroppo, come diceva giustamente, ci sono dei prodotti che andiamo a comprare al supermercato, che sia la bottiglia di birra con l'etichetta ingollata sopra. Facendo un esempio diciamo semplice, ma lì in pratica il vetro, sì, la bottiglia la differenziamo nel vetro, ma l'etichetta, chi si prende la briga di andare a scollare un'etichetta dalla bottiglia di birra? Oppure parliamo dei barattoli delle conserve, adesso c'è chi li fa insomma in modo che si staccano più facilmente. Abbiamo capito che c'è anche un problema l'industria di educazione, del packaging, alle famiglie. Facilitare anche le famiglie e incentivarle a farlo. Bene. Assolutamente, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Seconda parte di Piazza e Palazzo, ve lo ricordo, è un incontro con i candidati, gli aspiranti consiglieri al Consiglio regionale. Si voterà domenica prossima 26 gennaio e quindi insieme a loro stiamo affrontando i problemi ma anche cercando le possibili soluzioni di tante criticità della nostra regione. Nella prima parte abbiamo parlato tanto di rifiuti, una vera e propria emergenza in questi giorni. Prima di passare alle altre emergenze mi premeva sottolineare che per quanto concerne questo benedetto ecodistretto di cui tanto si è parlato e non si riesce a trovare appunto la quadratura del cerchio, ci sono dei finanziamenti che al momento restano sospesi, Sindaco. Sì, certamente adesso stiamo aspettando le determinazioni del commissario che è stato nominato e quindi speriamo, quando si calmano anche le acque elettorali, di avere una visione un po' più chiara, ma aspettiamo una visione molto anche più chiara. Il rischio è quello che senza ecodistretto insomma, i finanziamenti sono perduti? Sì, sicuramente deve essere realizzato l'ecodistretto, bisogna spingere su quali siano le infrastrutture. Io insisto per la realizzazione o la messa in efficienza del termovalorizzatore di Gioia Tauro, insisto molto su questo argomento perché secondo me è l'unica soluzione moderna e compatibile con le nostre esigenze, ma la Regione dovrà assumersi la responsabilità anche di risolvere il problema della depurazione, che è un altro dramma che io come amministratore locale ho vissuto. 113 comuni in infrazione comunitaria con uno stanziamento di 35 milioni di euro stanziato nel 2012 con delibera CIPE, bloccato nei meandri della burocrazia dell'ente attuatore Consorzio Vallecrati, senza che la Regione abbia mai preso l'iniziativa per risolvere questo problema. E insieme chiaramente questi sono problemi che irrisolti finiscono anche per non dare occupazione, perché l'ecodistretto ad esempio creerebbe posti di lavoro. Certo che creerebbe i posti di lavoro. Cioè io credo che noi tutti questi problemi in qualche modo sembra quasi che ci sia stato un rifiuto proprio nell'affrontarli. Ovviamente il problema del lavoro non è un problema solo dell'ecodistretto, perché l'ecodistretto avrebbe fatto benissimo anche la sua parte e prima o poi si dovrà ritornare, come diceva il sindaco, a discutere di questa questione importante, se non importantissima del nostro territorio, perché non si può più prorogare. Ma la questione del lavoro è una questione che noi non ci dobbiamo aspettare solo dagli interventi pubblici. La questione del lavoro, io so per esperienza mia personale, che il lavoro lo creano le aziende. Quindi se le aziende, se il mondo delle aziende, delle imprese vengono lasciate a lavorare, a creare occupazione, guardate che noi siamo bravi, ma veramente bravi. E credo che i calabresi nel mondo abbiano dato dimostrazione delle loro capacità. E allora cosa frena, è questa la domanda, cosa frena le aziende? Perché non si crea lavoro? Parlo con lei, Francesco Morrone, perché Carlo Tanzi insiste molto sulla mala burocrazia, così la chiama, quindi la burocrazia, poi chiaramente lo chiederemo, ritorneremo anche con l'imprenditore che in qualche modo limita la creazione di posti di lavoro. Certo, la burocrazia frena tantissimo questa possibilità e in più c'è da dire che invece la Calabria per le risorse che abbiamo a livello naturale, a livello agroalimentare, a livello turistico, a livello culturale, potrebbe veramente creare tantissime opportunità di lavoro, ma queste risorse che abbiamo non sono mai state sfruttate a dovere, non sono mai state valorizzate. Io posso diciamo, citare come esempio, parlando magari del settore agroalimentare, noi abbiamo probabilmente l'olio migliore che ci sia in Italia, se non in Europa, diciamo, abbiamo la qualità migliore, però una minima percentuale dell'olio prodotto in Calabria viene commercializzato con un marchio calabrese. Il resto poi ce lo ritroviamo sugli scaffali dei supermercati con marchi delle grandi aziende toscane o di altre regioni italiane. Cioè, è possibile creare un qualcosa, aziende che possano, come dire, non limitarsi alla raccolta e diciamo, alla produzione di olio, ma anche alle altre fasi. Quindi c'è se mi consente volevo aggiungere qualcosa, anche perché questo credo che insomma, è il mio lavoro,
che ormai da 35 anni svolgo egregiamente. Ci sono delle problematiche che sono dovute innanzitutto a modelli organizzativi mancanti. Ci sono delle problematiche che sono dovute principalmente a una regione che non ha mai investito in una vera e seria promozione. Sì, questo, e la mancanza di promozione, voi mi insegnate che promuovere il territorio, promuovere certo. un prodotto significa intanto crederci, primo, e poi dare la possibilità al contesto, cioè alle imprese che ci lavorano all'interno, di avere quella opportunità che semplifica il lavoro della vendita, perché la vendita credo che è il problema principale di ogni impresa. Mentre produrre è una cosa un po' più semplice, commercializzare il prodotto è la cosa più complicata. Allora come si fa ad aiutare? La regione certo che manca, no, ci vuole il massimo dell'attenzione. Se noi vogliamo sviluppare i nostri prodotti, il nostro territorio, il massimo dell'attenzione deve essere sui piani promozionali. Ovviamente anche su quelli produttivi, perché poi bisogna seguire una logica su tutto questo. Ma la promozione, avere i nostri negozi, faccio un esempio, oggi per esempio mi è capitato proprio di ascoltare questo, abbiamo degli imprenditori che hanno un genio, cioè sono persone capaci, quindi possono dare molto di più di quello che danno. E molte volte vengono ostacolate dalla nostra indifferenza o magari dall'indifferenza di chi ha amministrato. Quindi ci vuole più programmazione. Ci vuole più programmazione, ma ci vuole... C'è anche un esempio, la Calabria è ricca della materia prima per fare le piastrelle, diciamo noi abbiamo... L'argilla. Sì. Eppure qua diciamo, non c'è un'azienda che produce e poi commercializza queste piastrelle. Quindi c'è le grandi aziende diciamo del nord magari vengono a prendere qua la materia prima e poi la definiscono nel loro territorio e ce la rivendono ovviamente a prezzo maggiorato perché ci sono... Però bisogna cambiare proprio la tendenza, bisogna un po' cambiare anche questa narrazione. No, certo, la Calabria diciamo sempre è una terra ricca di potenzialità, però come mai queste potenzialità non sfondano mai? Stavo cercando di spiegare proprio questo. L'imprenditorialità viene cercando... strozzata dalla burocrazia regionale. Bravissimo. Lui ha parlato di burocrazia e dice bene. Questo è il problema, purtroppo lo sappiamo e ce ne rendiamo conto anche delle situazioni che magari aziende che hanno svolto o aziende artigiane, quello che svolgono lavori magari per conto della regione, alla regione, poi per essere pagati per il loro lavoro svolto aspettano magari anni, 10 anni. Cioè, poi arriviamo a situazioni in cui, come l'imprenditore che qualche mese fa di Taverna di Catanzaro, che con l'azienda fallita eppure avanzava non so quanti centinaia di mila euro dalla regione, è arrivato al punto addirittura di togliersi la vita. Quindi la burocrazia secondo me è uno dei mali che diciamo attanaglia questa ragione e che non la fa sviluppare come dovrebbe. È vero quello che diceva. Professor Rubino, ma c'è anche un problema di innovazione o no? Certo, c'è un problema di innovazione. Intanto, se mi consenti, una battuta sull'ecodistretto, giusto che mi era venuto in mente. Qualcuno diceva, quando uno dice una cosa a volte fa peccato però ci azzecca. Io ho l'impressione che dietro i 50 milioni di euro, 90 milioni che sono fermi là, ci sono interessi economici. Te lo dico in una battuta. Il termovalorizzatore produce biogas. E chi produce legna e chi produce carbone, ho finito qua. Quindi ciò che muove l'economia sono gli interessi economici che a volte frenano determinate iniziative. Noi possiamo dire tutte le belle parole che vogliamo, ma il mercato ha una sua logica, ha un suo funzionamento che, ahimè, è una logica di profitto, è una logica di guadagno, c'è poco da fare. Detto questo, il lavoro. Il lavoro, dice benissimo l'imprenditore, il candidato Madeo, lo creano le imprese, non lo crea la pubblica amministrazione. Il lavoro, diceva Keynes, lo creano gli imprenditori, quelli che rischiano, e lì c'è un problema di cultura imprenditoriale, non tutti possono fare gli imprenditori. Anzi, chi fa l'imprenditore in questa realtà è un eroe, è una persona da ammirare, e Callipo ha dato l'esempio, come anche l'imprenditore di successo Madeo, io compro il suo salame, che sanno lavorare, hanno una logica aziendale e quindi ci vogliono competenze, ma non basta. Perché non basta dire facciamo impresa, ma l'impresa deve avere dei servizi, deve avere un ambiente in cui si può muovere.
e l'imprenditore si trova di fronte a tanti muri. Primo muro, l'accesso al credito, le banche che non sono così pronte ad erogare sull'imprenditore. Poi secondo muro, la burocrazia. Anche qui non è che possiamo però fare di tutte le erbe un fascio, come in tutte le categorie. Ci sarà una burocrazia che lavora e una burocrazia che non lavora, ma anche lì bisogna stare attenti, bisogna cercare nella burocrazia anche di premiare il merito, perché che cosa succede? Nel momento in cui io vedo che un mio collega non fa nulla e io sto dando l'anima per lavorare e poi vedo che quel collega, per motivi che non stiamo qua ad indagare, mi passa davanti, io che lavoro, che ho dato l'anima, che cosa dico? Ma chi me la fa fare? Faccio pure io come il mio collega. Il bando non lo mando avanti manco io, tanto mi passano tutti davanti. La meritocrazia, riconoscere effettivamente chi lavora come in azienda. Un'azienda mica si può permettere di tenere dentro lavoratori che non lavorano, ma stiamo scherzando. Quello è il senso. E poi dicevamo quindi lavoro, l'impresa, la burocrazia, l'accesso al credito, ma poi tutta una serie di servizi collaterali che dovrebbero creare un distretto, le vie di comunicazione, per avere, come diceva, la commercializzazione. Ci vuole una programmazione che si chiama una programmazione integrata, cioè una programmazione complessiva, e da lì le competenze, cioè il contributo degli imprenditori, il contributo della pubblica amministrazione, il contributo dei sindacati e di tutti. Tra l'altro alla Regione, voi lo sapete, ci sono tanti bandi fermi, alcuni non sono stati manco, sono stati aperti e non sono stati chiusi, altri devono essere emanati, mandiamo i soldi indietro, voglio dire, ma alcune cose io mi sono reso conto che non è che non vengono fatte perché non le vogliono fare, a volte non le vogliono fare, oppure pubblicano il bando il 15 agosto perché poi l'amico lo sa, si è preparato, scade il 20, gli altri non sanno niente e quindi restano fuori. Ma questa è la degenerazione. Alcune volte le cose non si fanno perché non si sanno fare. E quindi c'è un problema di formazione, c'è un problema di cultura. Ecco il contributo dell'università, quale potrebbe essere, ma l'università non che sta sul piedistallo, l'università in connessione con tutte le istituzioni, con il territorio, con le associazioni di categorie. Qui ci vuole uno scatto di orgoglio da parte di tutti, se no non ne usciamo. Purtroppo i problemi che abbiamo in Calabria sono, come dire, intrecciati tra loro, quindi ci servirebbe, come dire, un piano proprio generale che abbracci tutte queste problematiche, perché ma noi siamo qui per dare il nostro contributo. Il trasporto, le vie di comunicazione sono quindi collegate anche al problema del lavoro, e il fatto della mancata depurazione è collegato al turismo. Quindi tutto da rifare. Bisognerebbe, se posso dire, perché sennò sembra che siamo candidati tutti nella stessa lista, mi permetto di dire che a mio avviso, al di là delle problematiche giuste che abbiamo osservato, primariamente la burocrazia che rallenta, la mancanza di servizi alle imprese, ma è un problema di portata nazionale e internazionale. Se noi viviamo in un mondo nel quale il costo del lavoro per burocrazia e tassazione in Italia è difficilissimo da sostenere da parte degli imprenditori, e abbiamo aperto un mercato spietato per il quale in realtà, dove non ci sono gli stessi costi, riescono a mettere sul nostro mercato le stesse produzioni, evidentemente che partiamo in svantaggio. Noi siamo in un mondo innamorato, e mi sorprende il fatto che sia soprattutto la sinistra ad essersene innamorata, della globalizzazione senza frontiera, di un mercato spietato. Siamo innamorati di queste multinazionali che stanno soffocando tutte le imprese locali, le piccole realtà, e l'economia meridionale, in particolare quella calabrese, è fatta di piccole e medie imprese che oggi non hanno alcuna tutela nel mondo del mercato. Quindi ritornare ad una protezione delle produzioni locali, ad una protezione dei piccoli imprenditori è un passaggio fondamentale, ed è lì che si sposa la battaglia sovranista della Lega, che è stato il primo partito a sollevare questo problema e che paradossalmente ha soppiantato la sinistra in questo discorso, una sinistra che nei primi anni 2000 faceva le battaglie no global, oggi invece difende i mercati finanziari. La Lega ha sposato questa tematica, la Lega
si pone come tutrice delle realtà locali, dell'imprenditoria locale. L'altro giorno con Matteo Salvini si parlava, ed è stato un incontro molto interessante con Confagricoltura, dove si sono affrontate le tematiche delle produzioni locali. Non abbiamo più tutela. Il mondo della pesca, se siamo in un'Europa che impone centimetri dei quadrati delle maglie della rete e fa sanzioni ai pescatori, e chiaramente il settore della pesca va in crisi, se siamo in un mondo in cui le vongole dell'Emilia Romagna devono avere 1 millimetro in più, 1 millimetro in meno, e la specie allevata in Emilia Romagna non rientra in questo requisito ed è entrata in sofferenze, è chiaro che siamo di fronte a un'Europa che ci sta schiacciando con la burocrazia, con i cavilli, e sta penalizzando le nostre produzioni locali. Qui, no, mi permetto Rubino di dire, perché non ho parlato fino ad ora, non è solo un problema regionale, è un problema che tutta l'Italia sta affrontando, quindi ritornare a una protezione. Per quanto riguarda il discorso specifico, e mi ricollego a quello che diceva il professore, l'Università della Calabria è un'ottima risorsa perché è già incubatrice di progetti innovativi, di start-up che possono produrre innovazione, ma dobbiamo modernizzare anche questo settore, pubblicare più bandi, fare in modo che più imprese e start-up possano partecipare all'interno di questi incubatori che sono fermi da troppo tempo, e la Regione potrebbe concentrare nella zona industriale di Rende modernizzare attraverso la fornitura di servizi per queste nuove start-up, creare una nuova zona di industria digitale. Professor Rubino, perché insomma abbiamo la sinistra sta facendo semplice. davvero quello che dice la Lega? Sinistra, destra, centro, DC, io non ci capisco niente onestamente. Io so solamente che in Calabria ci sono dei problemi e dobbiamo vedere questi problemi come si devono risolvere. E la mia idea è che i problemi dei calabresi se lo devono risolvere i calabresi. Non può venire gente da fuori a risolvere i problemi della Calabria. È alla sanità e mi mandano uno che sa da dove viene, i direttori generali e me li mandano chissà da dove vengono. Come possiamo risolvere noi i problemi di sanità se abbiamo direttori generali che non conoscono il territorio, non conoscono le realtà, non hanno memoria storica? O sinistra, destra, Lega, non è quello il problema. Il problema è che i problemi nostri ce li dobbiamo risolvere noi, con le nostre forze, non ci aspettiamo che venga qualcuno dall'alto, perché questa poi è stata sempre l'idea che abbiamo avuto, al di là delle colorazioni politiche, l'assistenzialismo, tanto qui c'è Roma e ci finanzia Roma, no, qua ci dobbiamo rimboccare le maniche e dobbiamo essere noi a lavorare. Quindi è favorevole all'autonomia differenziata, quindi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Secondo me ci dovremmo mettere nella stessa lista. No, Sindaco, c'è un altro problema, perché quando c'è la migrazione sanitaria, certo. cosa vuol dire questo? Certo. Che qua la sanità non funziona, allora la Regione Calabria deve trasferire in Lombardia, in Veneto, un sacco di migliaia di euro per chi va a curarsi lì. Ma di chi è la e allora lì sono chi è la 300 milioni all'anno. 300 milioni all'anno. Di Purtroppo chi è la la responsabilità? responsabilità è nostra La responsabilità e è di una classe politica diffusa, perché la situazione così gravissima in cui ci troviamo non è una situazione che si è creata nell'ultimo anno, o in 2 anni, o in 5 anni, o in 15 anni. Qui c'è una responsabilità diffusa, qui è un punto e da questo punto noi dobbiamo ripartire. È inutile che andiamo a fare a piccole e medie. Certo, l'80% delle aziende in Italia sono piccole e medie imprese, la grande impresa ha fallito, vedi l'Exisir, vedi il consorzio Crotone Sviluppo, non c'è stato successo su queste cose, però adesso è inutile andare a recriminare il passato, noi dobbiamo guardare al futuro, chi ci ascolta vuole sapere come li risolviamo questi problemi, non con gli slogan. E per questo dobbiamo ritornare ad una tutela delle per esempio le piccole e medie autonomie imprese, locali. come le vogliamo aiutare? Che cosa facciamo noi per gli imprenditori? Come facciamo noi a risolvere il problema che diceva lui, che all'amico di turno viene pagato mentre io che ho fatto il lavoro fallisco e non vengo pagato? Che ci vuole a risolvere questo problema? Mettiamo sul portale della Regione tutti i mandati di pagamento che vengono fatti, stabiliamo una regola, la regola è quella che le fatture vengono pagate secondo l'ordine cronologico, cioè secondo l'ordine di presentazione, e abbiamo risolto il problema, non c'è bisogno di soldi, non c'è bisogno di nulla. Però professore, Carlo Tanzi ha proposto anche diciamo, in merito a questo non solo il fatto della trasparenza e quindi diciamo che ogni pagamento, ogni fattura venga come dire, messa pubblicamente e quindi si possa controllare, ma anche un monitoraggio proprio di tutte le istanze presentate alla Regione. Lui porta come esempio, quando noi facciamo un acquisto online possiamo seguire passo passo questo acquisto
visto diciamo, dove si trova in questo momento e quando arriverà a destinazione. La stessa cosa lui vuole fare per qualsiasi istanza che viene presentata alla Regione, perché purtroppo ci sono pratiche di cittadini, di aziende che rimangono ferme per anni e diciamo sulla scrivania di qualche burocrate e poi il cittadino non può nemmeno rifarsi perché diciamo, l'eventuale denuncia, chi la fa? Alla Regione Calabria. Vago. Chi ne risponde? Se invece queste istanze vengono monitorate, adesso basta un'app per seguire tutto, si ha anche, come dire, una persona responsabile di quel procedimento, eventualmente di quel ritardo. Quindi io cittadino che non ho avuto risposta alla mia istanza a distanza di 5-10 anni, se stavolta faccio una denuncia la faccio a quel determinato burocrata, quel determinato ogni procedimento ha per e non legge alla Regione Calabria come diciamo struttura. La legge 241 prevede già che ci sia un responsabile di procedimento per ogni procedimento. Dobbiamo rendere ma non si sa mai chi ce l'ha quella pratica che è ferma. C'è sempre un responsabile di procedimento. Dobbiamo fare in modo che la burocrazia, come diceva lei prima, diventi efficiente, perché troppi vincoli, troppi cavilli creano sacche di discrezionalità enorme che rallentano, su questo concordo in pieno, rallentano non solo l'erogazione di finanziamenti privati ma anche l'erogazione di finanziamenti ai comuni. Noi comuni siamo stati sottoposti a un ricatto elettorale per 2 anni per il bando Borghi che poi è diventata una prebenda preelettorale allorquando ci hanno promesso che ci avrebbero dato un po' per uno, poi adesso pare che sia stata ripubblicata una nuova graduatoria. 2 anni per un'amministrazione comunale chiaramente sono una perdita di tempo enorme, perché tra la programmazione, il reperimento dei fondi e la realizzazione di un'opera dovrebbero passare 3 legislature e su un bando Borghi come quello di cui parlavo prima è un esempio drammatico delle inefficienze della Regione Calabria. Volevo sentire anche lui che è rimasto un po' in silenzio. Quindi sì, sono rimasto in silenzio anche per ascoltare effettivamente quello che è stato detto e che poi condividiamo, anche se siamo in 2 posizioni diverse, però ci sono molte cose che ci uniscono. Allora io, per ritornare sulla questione del lavoro, e credo che sia il problema principale, e così come diceva il professore, che condivido perfettamente, nel dire ma quali saranno le risposte che noi daremo. Ovviamente noi siamo chiamati a dare delle risposte che non possono essere quelle che hanno dato fino in questo momento chi è amministrato, che di risposte non ne hanno date. Tutto ha funzionato in una maniera che alla fine è tornato, come dire, un boomerang indietro, no? Parliamo anche della questione del PSR, che è una cosa importantissima, una misura straordinaria per i nostri giovani, per le nostre imprese, ma se oggi ci sono imprese che rifiutano di fare il PSR bisognerebbe chiedersi il perché. Quindi ci sono dei motivi che ci sono dei problemi. Non è che mancano gli imprenditori che vogliono fare imprese, mancano queste opportunità di accedere vuoi al credito, vuoi alle misure specifiche del PSR che diano poi all'imprenditore la possibilità di fare imprese. Se no io mi chiedo per quale motivo l'imprenditore qui non riesce a realizzare, poi va a Milano e a Bologna e realizza? Questa è la domanda. Quindi noi abbiamo creato, o meglio è stato creato, non noi, perché noi abbiamo subito, io personalmente ho subito. Noi abbiamo subito, anzi, proprio perché siamo degli imprenditori veramente radicati al territorio, perché abbiamo messo radici profonde, continuiamo a mantenere uno stato della nostra impresa e non solo, ma riusciamo a portarla anche fuori dal territorio calabrese. Quindi quello che noi subiamo è questa indifferenza, oltre quello che diceva lei prima, che è la burocrazia, oltre che poi di cosa ha bisogno un imprenditore. Ho bisogno di farle una domanda perché siamo in chiusura, visto che lei parla molto chiaramente da imprenditore delle difficoltà di stare sul mercato, no? Allora, secondo anche le analisi che lei ha fatto rispetto all'accesso ai bandi regionali, per un ragazzo che vuole fare impresa, è possibile o un sogno impossibile? No, è possibilissimo, glielo dico io qual è la possibilità, ed è semplice. Il PSR ovviamente va ridiscusso, va ripreso e va ridiscusso. Voi sapete benissimo che la Calabria è obiettivo 1, cioè significa che una regione come la Calabria può dare un contributo fino al 65%. Noi ne riceviamo il 50%, forse, anche di meno, perché poi dopo ci sono dei tagli, poi ci sono dei costi, eccetera, eccetera. Insomma, se vai a chiudere arriviamo a un 30%. Ovviamente un giovane imprenditore non può pensare che con un 30% di fare un'impresa da 100%.
Cosa andrebbe fatto? Andrebbe fatto, io la chiamerei dei gradini, cioè il primo gradino, che potrebbe essere quello dei giovani imprenditori, l'impresa va finanziata al 100%, ma c'è addirittura una legge nazionale che dà il 35% a fondo perduto, il 15% lo destina per fare la copertura di quella parte finanziaria, e noi non dimenticatevi che abbiamo anche la nostra finanziaria che si chiama Fincalabra, poco utilizzata o forse utilizzata male. Perché anche lì c'è tanta burocrazia. Allora, E il piccolo, la piccola impresa va finanziata. I piccoli imprenditori, cioè i giovani vanno finanziati al 100%. Anche di riprogrammare insomma, questa misura, e la proposta è quella di finanziarli al 100%. Sì. Insomma, tante idee in campo per la regione che verrà. Noi ci dobbiamo fermare, il nostro tempo è finito. Grazie a voi per essere stati con noi e grazie ai nostri operatori in studio. Noi vi auguriamo un buon proseguimento. Avremmo voluto parlare per altre 2